Buongiorno, oggi parliamo di come degustare un buon caffè. Allora, innanzitutto diciamo che il caffè è il rito italiano per eccellenza. È la bevanda più comune bevuta in Italia. Pensate che ogni giorno nei nostri bar vengono serviti circa 70 milioni di caffè. Il caffè è una materia prima e costosa e quindi si è ritagliata una nicchia particolare all'interno del galateo. Il luogo ideale è il salotto. I padroni di casa, quindi dopo aver offerto ai loro ospiti il dolce e la frutta, inviteranno i propri ospiti ad accomodarsi in salotto. Il salotto è il luogo ideale per le conversazioni più rilassate e anche più intime. Le persone potranno disporsi liberamente a loro piacimento e conversare in maniera rilassata e serena. A differenza di quello che molti pensano, il caffè quindi non va servito direttamente nelle tazzine in cucina, ma davanti ai commensali, quando sono in salotto. Noi quindi avremo sbarazzato il salotto precedentemente da eventuali bicchieri o bottiglie o quello che è rimasto dell'aperitivo precedente, avremo già disposto in un angolino sopra un tavolo le tazzine, la zuccheriera, la lattiera, eventualmente un bricco di panna, dei cioccolatini, dei biscottini e quando tutto è pronto arriverà la caffettiera fumante. Ed è proprio la padrona di casa ad entrare con la caffettiera fumante e servirla direttamente ai commensali dalla caffettiera alla tazzina. La tazzina va riempita per 3/4. La tazzina poi porta a ciascun commensale con il manichetto verso destra, con il piattino sotto tazza e con il cucchiaino sempre dalla parte di destra. Porgere il caffè è un atto di cortesia, per cui la prima tazza andrà all'ospite di riguardo oppure alle donne in ordine di anzianità. Dopodiché verranno serviti gli uomini, sempre rispettando la gerarchia dell'anzianità. Il caffè di norma si beve una volta sola, ma ora non è più da maleducati, come era un tempo, chiederne anche una seconda tazzina, magari con un complimento per la qualità e la bontà dell'aroma. Oggi le macchine elettriche per il caffè espresso sono molto presenti nelle nostre famiglie, però attenzione che il galateo a volte non ama la modernità, quindi è meglio riservare questo tipo di caffè per le situazioni di famiglia oppure per la colazione. La tazzina del caffè non va mai lasciata sola, quindi sia che noi la beviamo al bar sia che noi la beviamo in un salotto, dobbiamo con la mano sinistra tenere il piattino e con la mano destra, tra il pollice e l'indice, teniamo la tazzina. Prima però di bere il caffè, sia che utilizziamo lo zucchero, sia che non lo utilizziamo, dovremo mescolare il caffè, soprattutto quello del bar, perché la schiuma che si forma sopra crea come un tappo per salvaguardarne l'aroma. Attenzione, abbiamo detto che il caffè è una materia preziosa, quindi anche nel gesto del mescolare dobbiamo stare molto attenti. Non potremo quindi mescolare come si fa con la polenta, facendo quel classico tin tin in senso orario, ma dovremo invece dall'alto al basso fare questo movimento in modo da non smontare il caffè. Dopodiché metteremo il cucchiaino sul bordo del piattino e prenderemo la tazzina tra il pollice e indice e mentre ci gustiamo rilassati il nostro buon caffè, attenzione al mignolo e alla sua tendenza ad alzarsi. Il galateo non dorme mai.